Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Annunciano un sit-in di protesta dei lavoratori AMT, le sigle sindacali Will Trasporti, Faisa Cisal e UGL Trasporti. È sotto gli occhi di tutti il fatto che il 50% delle vetture di AMT SPA giornalmente non possono effettuare il regolare servizio da rendere ai cittadini catanesi. Una situazione tanto anomala quanto grave che si è venuta a creare a scapito dell'immagine della stessa partecipata del comune di Catania. I vertici aziendali, per propria stessa missione pubblica, hanno reso nota una temporanea riduzione dei mezzi in servizio a causa della mancata revisione delle bombole metano allocate sugli autobus. Il sit-in di protesta si terrà mercoledì 8 febbraio. E rimaniamo a Catania, ma ci spostiamo ai festeggiamenti agatini. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della festa di Sant'Agata dal punto di vista della logistica e dei piani di sicurezza. Le novità principali riguarderanno principalmente gli accessi alla cattedrale, prestabilito un numero massimo di fedeli pari a 3.000 unità. L'accesso non avverrà in maniera libera, sarà predisposto un percorso transennato che partirà da Piazza Università per arrivare in via Vittorio Emanuele. Passiamo alla cronaca. La Procura distrettuale di Catania ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un'ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 20 anni residente a Catania. Il ragazzo è ritenuto responsabile del reato di atti persecutori in danno di una minorenne e dei genitori di quest'ultima. L'attività investigativa trae origine dalle denunce dei genitori di una tredicenne. L'adolescente avrebbe conosciuto l'arrestato a mezzo di una chat, intrattenendo con lo stesso un rapporto affettivo virtuale. L'intenzione del giovane però sarebbe stata quella di fuggire con la minore. Bloccati gli ingressi dell'Istituto Professionale Pietro Piazza di Palermo, questa mattina gli studenti non sono entrati in classe e sono rimasti davanti alla scuola per protestare contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti. Non siamo studenti di serie B, si legge nello striscione, cori fumogeni e slogan al megafono per attirare l'attenzione del dirigente scolastico e della città metropolitana. Protestiamo per i nostri diritti, spiega Pietro Barbalà, perché non possiamo continuare a fare lezione in aule gelide. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna alle ore 18 con nuovi aggiornamenti. A più tardi.